E come spazio alla rubrica Gnovis dal Monte. Un viaggio tra i museus dal Friuli Venezia Giulia, dall'Ismons fino al Mar, lo propone in un suggestivo documentario l'Ent Friul Palmont che lo ha realizzato grazie agli aiutori dalla regione, alla partitula La memoria della terra, al VUL fa conoscere in regione in tutto il mondo, i 7 ecomuseus della regione, attraverso la rete dalle 140 comunità che aderiscono all'Ente Friul Palmont. Sentiamo il presidente Loris Basso. Un documentario NUF di che si tratta? Ma un documentario che vuoi di fare come Ent Friul del Mond con il sostegno da nostra regione per documentare le bellezze che vengono da nostra regione. Purtroppo in quei momenti scale che non possiamo condividere le presenze, si abbraccia e vi vuoi di presentare a Tor Palmont attraverso i nostri sfogolas furlangs le ricchezze che vengono. Una di queste magnifiche ricchezze che tante volte non furlangs non conosciamo e sono gli ecomusei. Ecco che con attraverso la condivisione e l'aiuto Roberta Cortella, che è una regista professionista, di visionare i 7 ecomusei riconosciuti da regione che partissero di Magnago attraverso la Ciarnie e vanno fin al Carso da bellissime bellezze naturalistiche che vengono in Friuli, che il cap fa in mood anche di promuovere la nostra regione attraverso i nostri sfogolars che vengono a Tor Palmont. Il documentario appunto le scritte curate dalla regista e sceneggiatore furlane Roberta Cortello, storiche firme dalla trasmissione di Rai 3 Geo in Geo. Le riprese sono di Marco Leopardi e a sclarì i significati che stevore e le stesse Cortella. L'Ente Friul Palmont al mi ha domandato di fare un documentario per far conoscere le attività dei 7 ecomusei della regione ai furlans in Tor Palmont. È stata l'occasione per tornare in forza alleanza tra i furlans e gli soradis, ma anche io sono una furlana che sta fuori di casa, sono di Montreal ma vivo di Roma e quindi spero di chattare le parole e le immagini per sì in qualche maniera ravanare tal co dei furlans che sono lontani. Al documentario è un insieme di luoghi e di situazioni freschi dalla Ciarnia al Mar, di qua e di là da Laga, attività vecchie e nuove, tanti non li conoscevo anche io, e sono sicura che non c'è tan furlans in patria e non li conosce. Soprattutto sono su da disencusia in cerca di stories, di tutte le generazioni che mi hanno contato del sole anche il territorio con le tradizioni. Tradizioni che spesso si meseda con l'innovazione, con l'inventiva furlana e dicen così la voglia di partire in davanti un saver fa con intelligenza e prospettiva. Dalla narrazione le storie si intrecciano l'una con l'altra per contare un Friuli in Divigny ma ben plantata alla sociera. Può essere come un arbol che cambia le foglie ma le radici sono sempre le stesse. Spero che il documentario possa diventare un'occasione per tutti i furlans di conoscere meglio la società, come mi è succeduto a me. Ma spero anche che all'invoie i furlans più lontani, magari che di seconda o terza generazione, a tornare a rinfrescare il valore della sua identità, della nostra identità. E alle tutto per lo l'appuntamento alle per domani, sempre alla stessa ora. Mandi.